Benvenuti ad una nuova puntata di Agricoltura. Oggi parleremo di olio in compagnia del dottor Iannotta, ordinario dell'Accademia Nazionale dell'Ulivo. L'attività produttiva in Calabria è stata scarsa, con una riduzione del 40% rispetto alla media. Ma malgrado la riduzione dell'offerta, la commercializzazione dell'olio continua a trovare difficoltà nell'inserimento del mercato. Dottor Iannotta, come mai avviene questo? Ma il problema è complesso ed ormai è diventato anche storico. Dico complesso perché le cause sono molteplici, tutte riferite, a una serie di passaggi lungo la filiera, per cui alla fine abbiamo questa difficoltà. In primo luogo io metterei il fatto della concorrenza che noi subiamo, quando dico noi io parlo dell'Italia e anche ovviamente della Calabria, ad opera di alcuni paesi, talvolta concorrenza, talvolta anche sleale, perché noi purtroppo abbiamo in Italia e in Calabria dei costi di produzione al di sotto dei quali non possiamo assolutamente scendere. Quindi abbiamo dei costi che impongono determinati prezzi. Purtroppo sul mercato esiste tutta una serie di prodotti che provengono da altri paesi, principalmente dalla Spagna, per la produzione propria, ma anche per la produzione del Nord Africa che attraverso la Spagna transitano nell'Unione Europea. Questo fattore, questo fenomeno, io ritengo sia il più importante, anche perché facevo riferimento a una concorrenza sleale, perché ormai i marchi italiani, i più grandi marchi italiani di fabbriche di olio, praticamente sono in mano agli spagnoli, che sfruttano il Made in Italy per poter portare questo prodotto all'estero a prezzi molto più competitivi dei nostri. Questo dipende da tanti fattori, questa concorrenza sleale, ma anche in relazione a un vuoto legislativo, normativo che esiste in Italia e che protegge poco i produttori italiani da questo punto di vista. E quindi c'è questa difficoltà. Poi noi abbiamo un prodotto particolarmente buono, eccellente direi, da porre sul mercato e quindi questo prodotto buono, eccellente, ha un valore aggiunto che deve essere riconosciuto attraverso un maggiore sborso da parte del consumatore e quindi una maggiore remunerazione per i produttori italiani e calabresi. A questo problema poi se ne aggiungono tanti altri perché questo fatto dei costi di produzione non eccessivamente bassi da parte nostra dipende da tanti fattori, ma anche da fattori naturali, quali per esempio l'orografia dell'Italia, delle grandi aree olivicole italiane, calabresi in particolare. Dipende anche da altri fatti come la frammentazione fondiaria, eccetera, che impedisce impedimenti e investimenti necessari per poter ammodernare le aziende, renderle tecnologicamente più evolute e questo comporta per esempio rispetto alla Spagna dove loro utilizzano il superintensivo con macchine per la raccolta, per tutte le pratiche culturali eccetera, per cui riescono effettivamente a fare un costo di produzione molto più basso. E poi anche a ragione di tipo economico perché da noi per esempio è sempre mancata una concentrazione dell'offerta, una capacità dei nostri produttori di stare insieme e di offrire un unico prodotto sul mercato, perché non dimentichiamo che oggi viviamo l'epoca del mercato globale, quindi nessuna azienda, nessun produttore singolarmente può presentarsi in questo vastissimo mercato da solo. È necessario che ci sia un associazionismo, una compartecipazione da parte di tutti i produttori italiani che ci auguriamo possa avvenire. Si parla tanto di qualità. Quali sono i requisiti che la determinano? Dunque, la qualità intanto è definita dalle normative europee come quel prodotto che ha in sé la capacità di soddisfare esigenze implicite ed esplicite. Allora questa capacità in relazione all'olio si riferisce a diversi aspetti, quali per esempio quello della sicurezza, quelli
degli aspetti ovviamente commerciali, che sono quelli che determinano poi la commerciabilità del prodotto, oltre a quelli nutrizionali, a quelli salutistici, e ultimo ma non ultimo quello organolettico, perché diciamo, il gusto, il sapore eccetera è fondamentale per quanto attiene diciamo, la questione dell'olio. Ora la qualità dal punto di vista della definizione è questa, dal punto di vista diciamo, più facilmente riconoscibile è quella che è relativa diciamo, a una serie di molecole, di prodotti, di sostanze presenti all'interno dell'olio, i quali hanno delle caratteristiche particolari che rendono l'olio particolarmente di qualità. In questa diapositiva, per esempio, abbiamo sintetizzato quelle che sono le caratteristiche di un olio e quindi diciamo, la qualità in che modo è intesa. Diciamo. La prima cosa deve essere la sicurezza, abbiamo detto, quindi praticamente l'assenza di sostanze indesiderabili, quindi residui tossici da trattamenti antiparassitari o di erbicidi e di quant'altro. Perché se non c'è la sicurezza alimentare, allora qualunque altra qualità viene meno, sostanzialmente. Poi in alto sulla sinistra vediamo quelli che sono diciamo, i parametri commerciali, che sono quelli che noi normalmente conosciamo, che sono quelli relativi all'acidità, al numero dei perossidi e alle costanti spettrofotometriche. Sulla parte destra invece vedete qual è la qualità nutrizionale, che è quella che comprende diciamo, la maggior parte degli acidi grassi contenuti nell'olio. Ricordiamo che l'olio per il 99% è costituito da acidi grassi e solo dall'1% è costituito dalla frazione cosiddetta insaponificabile, cioè di tutte le altre sostanze che non siano sostanze grasse. Fra queste sostanze grasse ce ne sono alcune di grandissima importanza, per esempio come l'acido oleico, che è fondamentale, un acido polinsaturo molto importante perché poi è quello che naturalmente a cui è attribuito il merito di prevenire le malattie cardiovascolari. Poi ne parleremo più in particolare, però insieme all'acido oleico, vedete, c'è tutta una serie di altri acidi, tra cui altri due molto importanti che sono l'acido linolenico e l'acido linoleico, rispettivamente, che noi conosciamo meglio come omega 3 e omega 6, anche perché queste sostanze poi molto spesso noi le andiamo a ricercare in prodotti farmaceutici proprio quali integratori della nostra salute e della nostra dieta. Poi c'è la qualità cosiddetta salutistica. La qualità salutistica si riferisce a quella frazione dell'1% e che rappresenta tutte le sostanze non grasse all'interno dell'olio. Fra queste ce ne sono alcune di grandissima importanza dietologica e salutistica, come per esempio le sostanze fenoliche, usualmente chiamate polifenoli, le sostanze steroliche e diciamo, una serie di vitamine, tra cui la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D e la vitamina K, che sono delle vitamine molto importanti ai fini della nutrizione umana. E poi c'è la qualità organolettica, quella sensoriale, che è importantissima perché attraverso l'assaggio di appositi assaggiatori, il termine preciso è panel test, riescono a stabilire le qualità di un olio, sia dal punto di vista diciamo, dell'assenza di difetti, sia dal punto di vista dell'esaltazione dei pregi. Quindi si esprimerà poi alla fine un punteggio in cui si terrà conto dell'odore, del sapore, del colore dell'olio e tutti i sentori che ne conseguono in seguito a questo assaggio. Ecco, l'insieme di tutti questi fattori, quindi immaginiamo come se fosse un diamante con tante sfaccettature, l'insieme di tutte queste sfaccettature forma la qualità dell'olio. Questo valore aggiunto dell'olio di qualità e di pregio, a cosa possiamo attribuirlo? Ecco, il valore aggiunto di cui noi ci vantiamo è
orgogliosamente ci vantiamo, soprattutto noi in Calabria, ma in generale tutta la produzione italiana, è riferita a una serie di sostanze presenti nell'olio che sono presenti solo nell'olio italiano e solo in alcuni oli calabresi, cioè quelli relativi a diverse cultivar coltivate e da cui vengono estratti questi oli. Mi riferisco in particolare, diciamo, a tutti gli aspetti che abbiamo visto salutistici, quindi al numero dei polifenoli, che deve essere particolarmente significativo, quando è molto buono deve essere superiore a 200. Mi riferisco, diciamo, alle caratteristiche vitaminiche di quest'olio, ma mi riferisco anche alla quantità di acido oleico e al rapporto che c'è fra l'acido linolenico e l'acido linoleico. Ricordiamo che parecchi studi hanno dimostrato che il rapporto fra questi acidi è importantissimo, tanto che in alcuni oli di qualità eccellente questi rapporti sono simili a quelli del latte materno. Quindi immaginiamo noi come siano buoni, per esempio, questi oli per l'alimentazione del bambino e anche per l'alimentazione delle mamme che devono allattare. Quindi praticamente un prodotto di estrema valenza. È ovvio che questa estrema valenza, oltre naturalmente a quelle organolettiche, perché diciamo questi oli non sono piatti, facciamo un piccolo esempio: in Spagna che cosa fanno? Producono oli attraverso il sistema superintensivo. Questo sistema superintensivo prevede, diciamo, la presenza di 1600 piante per ettaro. Le pratiche colturali sono tutte meccanizzate, quindi abbassano notevolmente i costi. Però che olio producono? Producono un olio piatto, dovuto a tre sole cultivar, Arbequina e Arbosana, che sono due cultivar spagnole, e la Coronechi, che è una cultivar greca che loro hanno importato. E quindi fanno questo prodotto che non ha nessuna di queste caratteristiche di pregio, però hanno, diciamo, la caratteristica, il pregio di avere il costo basso e di stare nei parametri della normativa esistente, perché l'extravergine prevede di stare al di sotto di 0,8 e al di sotto di 20, rispettivamente con l'acidità libera e con il numero di perossidi. Siccome loro ci stanno, poi che fanno? Mettono questo prodotto nelle bottiglie con l'etichetta italiana e vanno nel mondo. Ricordiamoci che nel mondo, dopo il brand Visa e Coca-Cola, il terzo brand più importante nel mondo è il Made in Italy. Allora sfruttare il Made in Italy in questo modo è effettivamente una concorrenza sleale che danneggia moltissimo i nostri produttori. Ascoltando le sue ultime considerazioni, può dirci le differenze fra un olio semplicemente extravergine e un olio IGP? Ecco, questa è, diciamo, una bella domanda, perché praticamente noi normalmente consideriamo l'olio di qualità eccellente come l'olio extravergine di oliva, quelle etichettate come olio extravergine d'oliva e basta. In realtà non è così, non è il miglior olio che esiste, è un olio che risponde ai parametri della normativa esistente, ossia rispetto a quello che dicevamo prima, un olio extravergine di oliva ha, diciamo, l'acidità inferiore a 0,8 e il numero di perossidi inferiore a 20. Punto e stop. Poi non deve avere difetti dal punto di vista dei sentori organolettici e poi tutto il resto può passare sotto questa etichettatura. L'olio IGP non è così. L'olio IGP è un olio di eccellenza vera. Io prego la regia di mandare la diapositiva nella quale abbiamo sintetizzato un attimo quali sono le caratteristiche di questi oli, sia di quello extravergine semplice, che diciamo la successiva, per favore. No, non è nemmeno questa, comunque. No, non è nemmeno questa. Va bene, allora non importa, la definiamo noi. L'olio extravergine di oliva, abbiamo detto, ha queste caratteristiche. L'olio IGP che cosa ha? Ha queste caratteristiche, addirittura migliorate, perché l'acidità libera, per esempio, massima non è più 0,8 ma è 0,5, il numero di perossidi non è più 20 ma è 12,
Poi ci sono dei parametri che indicano le sostanze, eccola, ci sono dei parametri che indicano le sostanze che devono essere necessariamente presenti, a cominciare dai polifenoli che devono essere come minimo 200 ppm per milligrammo di polpa di oliva, e quindi praticamente c'è questa, mentre per l'extravergine non è assolutamente previsto. E poi c'è tutta una serie di altre caratteristiche, per esempio anche dal punto di vista organolettico, no? È ben definito, perché si devono sentire alcuni sentori come il fruttato, il floreale, e si deve sentire l'amaro e il piccante, perché l'amaro e il piccante sono direttamente proporzionali alla quantità di sostanze fenoliche presenti nell'olio e quindi alle qualità salutistiche. Ecco perché un olio IGP è un olio di qualità eccellente rispetto a un olio semplicemente extravergine che queste caratteristiche non ha. Ecco, tutte queste ragioni fanno in modo che questa qualità, diciamo, deve essere certificata. Nel caso dell'IGP olio di Calabria è certificata da un disciplinare che prevede tutte queste cose qui e prevede anche il tipo di coltivazione che si deve fare. Cioè, intanto vengono indicate le cultivar da cui deve provenire quest'olio, perché non può essere da qualunque cultivar esistente. Soltanto sono segnate 8 cultivar calabresi che sono indicate e dalle quali almeno il 90% dell'olio deve essere estratto da quello. E poi, diciamo, alla fine si ottiene una certificazione, perché in effetti quando un prodotto è marchiato IGP olio di Calabria vuol dire che alle spalle sono state osservate tutte le regole previste dal disciplinare di produzione e quindi come tale ne costituisce un olio di qualità eccellente. Grazie dottor Iannotta, soprattutto per la sua preziosa partecipazione. Ora vorrei chiedere al presidente Maiocchi, presidente del consorzio IGP Olio di Calabria. Si è parlato molto di Brexit in questi giorni, anche con molta preoccupazione per i rapporti futuri con la Gran Bretagna. Quali sono i rischi per la commercializzazione dei nostri prodotti? In questi ultimi giorni, nel trascorso mese di dicembre, c'è stata molta tensione su questo problema della Brexit, anche perché per quanto riguarda i nostri produttori e il nostro export è un mercato molto importante, perché ha un valore solo per quanto riguarda la parte agroalimentare di 3 miliardi e 500 milioni di euro, quindi è un mercato di notevole importanza. Le preoccupazioni sfociano perché tutti i soggetti coinvolti in questa innovazione, in questo problema Brexit, che dal 1° gennaio vede stravolgere tutti quelli che erano i sistemi di interscambio con la Gran Bretagna, che usciva dalle regole dell'Unione Europea, quindi con nuove regole, con nuovi sistemi, e questo non può che produrre tensione, perché si guarda a quelli che possono essere poi i costi finali dei nostri prodotti su quel mercato, che andranno a lottare con altri paesi e con concorrenze diverse. Per cui pensare che oltretutto ci sarà l'istituzione delle dogane, quindi avremo ulteriori ritardi nelle consegne, questo produrrà rallentamenti nelle consegne, ci sarà i possibili dazi, nuovi dazi sui nostri prodotti, quindi ancora di più stiamo attenti a quello che sfocerà con questa nuova Brexit. Poi non dimentichiamoci che i nostri prodotti sono prodotti
tutti, come si diceva prima, di eccellenza. E un'altra preoccupazione che sfociava proprio dalla Gran Bretagna era l'uso in quel paese da qualche anno del bollino nutrizionale a semaforo. Una preoccupazione in più con cui già non solo l'Italia lottava con la Gran Bretagna appunto per l'annullamento di questa procedura, anche perché noi siamo i maggiori detentori di prodotti a marchio DOP e IGP e sarebbero stati penalizzati enormemente in quel mercato con questo sistema del bollino a semaforo rosso. Poi l'altra preoccupazione maggiore è gli accordi che la Gran Bretagna ha ultimamente sottoscritto con gli Stati Uniti, con il WTO, e in più l'altra maggiore preoccupazione è che vi sono due paesi come il Canada e l'Australia, che fanno parte del Commonwealth, che sono paesi questi i maggiori falsificatori di quel Made in Italy che si diceva prima, cioè con un danno notevole per l'Italia, perché ci saremmo trovati con una Gran Bretagna che fuori dalle regole comunitarie si inserirebbe con questi prodotti nei nostri mercati, a danno appunto dei nostri prodotti. Un po' erano tutte queste le cose che ci lasciano perplessi, ma principalmente anche perché la Gran Bretagna non vorrebbe più riconoscere i marchi DOP e IGP, volendo inserirsi lei, sempre con quel famoso bollino, a sostituire questi marchi. E allora i danni economici per noi non sono più che giustificati, le preoccupazioni. Fortunatamente però la vigilia di Natale, quando è stato sottoscritto questi accordi con la Gran Bretagna, si sono posti dei limiti proprio in virtù anche di quello che erano alcune sottolineature di tutte queste azioni. Per quanto riguarda le DOP e i IGP, verranno riconosciute e quindi tutelate anche in quel paese. Non ci saranno da parte degli altri paesi ingerenze che penalizzerebbero i nostri prodotti. Inoltre, per quanto riguarda il sistema doganale, viene prorogato per ulteriori 6 mesi, questo anche in virtù di quelli che sono i problemi del Covid che ha rallentato tante cose, e diciamo c'è un sospiro di sollievo da questo punto di vista, per cui tutte quelle preoccupazioni, tutto quello che erano le paure precedenti, diciamo che vengono oggi a decadere. Per cui diciamo che affronteremo questo futuro con la Brexit in un modo diverso, in un modo diciamo più tranquillo, però credo che i nostri politici dovranno stare sempre guardinghi, sempre attenti affinché queste regole, questi trattati, questi accordi sottoscritti non vengano disattesi dall'altra parte. E l'augurio è proprio questo, e diciamo che queste preoccupazioni per ora sono momentaneamente messe da parte. Grazie Presidente Maiocchi per le sue giuste e interessanti considerazioni. La trasmissione finisce qui, vi salutiamo e ci rivediamo nella prossima puntata di Agricoltura.